Ai nostri microfoni il marito della 39enne malata di tumore morta poche ore dopo il parto. Mi impegnerò al massimo per i nostri 5 figli e ringrazia per la macchina solidale. Partita subito. Arrestato il 55enne di Casale che lancia un ordigno fabbricato artigianalmente contro il condominio di Marcon dove abita l'ex compagna. Poco prima il messaggio: sto per portarti 2 regalini. Sabato sera dalle 21:15 documentario Veneto in ginocchio realizzato dalla nostra emittente. Voci, racconti, immagini e suoni dei giorni terribili della tempesta Vaia. Allarme truffe online, sempre più casi rilevati nella Marca, soprattutto nell'area castellana, i consigli dei carabinieri. Scomparso mentre è in vacanza negli Stati Uniti, si scopre che è in carcere, apprensione dei familiari per il 68enne, pensionato di San Fior, dietro le sbarre in Georgia. Un pastore di Volpago del Montello ha subito gravi perdite del suo gregge per gli attacchi dell'orso M49 in Trentino, vi raccontiamo la sua storia. Oggi l'inaugurazione del nuovo polo angiografico all'ospedale di Conegliano, l'obiettivo ridurre drasticamente la lista d'attesa per gli interventi di chirurgia vascolare. Telespettatori di Antena 3, buonasera e bentrovati. L'edizione trevigiana dei nostri telegiornali. Dunque in primo piano ancora la vicenda terribile della 39enne del vittoriese di Vittorio Veneto, malata di tumore, morta poche ore dopo il parto, una vicenda che, come abbiamo raccontato in questi giorni, ha scosso tutta la Marca, ovviamente anche l'ospedale Cafoncello di Treviso. Fissati i funerali della donna l'11 novembre alle 15, oggi ai nostri microfoni il dolore, la forza anche del marito. Quando ho guardato i miei figli mi sono messo a piangere perché non sapevo cosa dire a loro. Quando sono arrivato, la prima parola che ho detto a loro: adesso papà è diventato, papà non si chiama più papà, papà si chiama papà mamma, perché la vostra mamma non c'è più. Il dolore di un marito che ha perso l'amore della sua vita e quello di un papà che ora dovrà crescere da solo 5 figli. Lambert Huapi non si dà pace per la morte della sua Marie-Louise, stroncata da un tumore 3 ore dopo aver dato alla luce il suo bimbo. Eppure, sorretto da una grande fede, trova la forza di andare avanti per i figli. Non piango mai, ma mi trovo sempre che piango, perché questa donna mi ha lasciato un vuoto nella vita. Ma per ringraziarla darò il massimo per fare crescere bene i suoi figli. Il Signore mi accompagnerà in questo percorso dove lotterò fino alla fine per dare ai miei figli il massimo di questa vita. E sono davvero tanti in queste ore così tristi a manifestare affetto e solidarietà per la famiglia di Marie-Louise Lambert. La Caritas diocesana di Vittorio Veneto ha aperto un conto corrente e la comunità intera si stringe a questa famiglia originaria del Camerun che si è fatta ben volere da tutti. Sia Marie-Louise che Lambert hanno sempre lavorato nelle case di riposo come operatori sociosanitari, portando aiuto e affetto agli anziani. Ora, nel momento più difficile, questo affetto sta tornando al marito e ai figli di questa mamma sfortunata. E papà Lambert non smette di ringraziare l'Italia e i trevigiani. Ringrazio tutti quelli che si stanno muovendo per aiutarmi per i figli. E questo è un paese che mi ha dato tutto, un paese in cui mi sono praticamente fatto, ho lottato a integrarmi. Ringrazio veramente tutta l'Italia e penso che questo è un gran paese che sa accogliere. Ringrazio di nuovo l'Italia che mi ha accolto, che mi ha dato questa chance per diventare quello che sono oggi. Adesso a Casale sul Sile, dove è stato arrestato il 55enne che il 21 ottobre lanciò un ordigno fabbricato artigianalmente contro l'ex compagna. Sto lavorando per portarti 2 regalini. Questo aveva scritto all'ex fidanzata Paolo Nogara, il 55enne che lo scorso 21 ottobre ha poi fatto esplodere un ordigno artigianale in viale San Marco a Marcon per vendicarsi di lei. A distanza di pochi giorni i carabinieri di Mestre l'hanno arrestato.
È un'indagine lampo che ha consentito in breve tempo, grazie all'aiuto dei testimoni o di chi aveva visto qualcosa, di individuare degli indizi che ci hanno consentito di risalire all'autore e che è stato portato in carcere ieri pomeriggio su disposizione dell'autorità giudiziaria di Venezia. L'aiuto fondamentale è arrivato quando una donna ci ha detto che aveva dei problemi col suo ex convivente e che fra l'altro era uno che ci sapeva fare con questa roba, quindi è stato lo snodo fondamentale dell'indagine. Originario di Vicenza ma residente a Casale sul Sile nel Trevigiano, Nogara è accusato di atti persecutori, fabbricazione, detenzione e porto di materiale esplosivo. A suo carico precedenti specifici in materia, vista la sua grande passione nella realizzazione di ordigni. Era stato condannato solo pochi mesi fa per fatti risalenti al 2011. In quell'occasione aveva fabbricato 2 Molotov come forma di minaccia nei confronti di un conoscente residente a Mogliano Veneto che gli doveva qualche centinaia di euro. Una l'aveva messa nel garage del debitore, l'altra, pochi giorni dopo, nel cortile. Nel caso di Marconi invece ha utilizzato una bomboletta da sub, altra sua grande passione. L'elemento che è emerso subito sul posto dai primi accertamenti era appunto l'esplosione di un qualcosa che poteva essere una bombola di riserva di quelle usate da sub. Ovviamente per fare un qualcosa del genere, per farla esplodere, ci vuole un minimo di cognizione di quello che si va a fare. E che Nogara possedeva, visti i risultati. Lo scoppio infatti ha fatto sbalzare pezzi dell'ordigno a una decina di metri di distanza. La bomboletta conteneva gas detonante ed era stata accesa con polvere da sparo ricavata da alcuni petardi trovati poi in casa del 55enne. L'ex fidanzata è spaventata. Una donna preoccupata perché era andata già via da casa e aveva già denunciato in passato le violenze e le azioni vessatorie di quest'uomo. Ma nonostante questo si ritrova oggi davanti a questo nuovo grave episodio. Per fortuna oggi l'uomo è in carcere, però è chiaro che bisognerà tener conto anche di questo. Lasciamo per un attimo la cronaca, ci torneremo fra pochissimo, torniamo a parlare della tempesta Vaia. Ieri il punto del governatore Zaia sull'immenso lavoro della ricostruzione in appena un anno, ma un lavoro frenato anche, lo ha detto oggi, dai troppi vincoli che rendono difficile la ricostruzione. Il taglio di un albero non può essere trattato come l'aggressione di una persona, cioè noi dobbiamo anche poterci muovere, visto e considerato che si mettono a repentaglio le vite umane. Nonostante i tanti cantieri aperti e le somme impegnate, la burocrazia continua a mettere i bastoni tra le ruote. Su questo il governatore del Veneto Luca Zaia è netto e porta l'esempio dei detriti del Cordevole in Agordino, uno dei grandi malati di Vaia. Siamo convinti che quei detriti potrebbero dar vita a una pista ciclabile e finisce lì. Non capiamo perché finché sono stati sul fiume non creavano problemi, quando li metti per fare una pista ciclabile a fianco al fiume qualcuno dice anche che sono rifiuti. Ma figuriamoci, se dobbiamo trattare quei detriti come rifiuti, a lei che non si bonificherà mai. Un braccio di ferro, quello sui vincoli, che è in corso. Lo stesso Zaia ne ha già parlato con il numero 1 della protezione civile Angelo Borrelli, ma è la solita battaglia di Davide contro Golia. Se deleghiamo la sensibilità ambientale al burocrate che fa norme, magari spesso alimentate dalla manina di ambientalisti estremisti come idea ambientalista, finisce che non ci muoviamo più. E minori vincoli significa anche più autonomia per il territorio, e proprio sulla partita autonomista si registra la nuova commissione di esperti annunciata dal ministro Francesco Boccia, tra i nomi quelli di Roberto Maroni e del costituzionalista veneto Mario Bertolissi. Una nuova commissione quindi che rischia però di allungare anche i tempi, e il timer scorre. Il tempo sta passando, l'ho già visto passare per 14 mesi col Conte 1, non vorrei che si replicasse anche nel Conte 2, perché altrimenti sarebbe una presa in giro, non c'è più nulla da discutere. E tornando a Vaia, la nostra emittente, lo ricorderete, in quei giorni terribili fu un punto di rifornimento costante per le popolazioni colpite, andando in onda quasi ininterrottamente per informare sugli sviluppi della situazione per giorni e giorni. Ora quei giorni vengono raccontati in un documentario che andrà in onda sabato sera alle 21:15, di cui vi mostriamo il trailer. Guarda, noi a questo punto terminiamo la zona di Santa Fe, Barbarana, Zensone. Non posso parlarne. È una disperazione, è partito qua. Il vento fa ancora paura, la neve
80. Qui ci saranno un paio di gradi. Dopo 4 giorni senza luce, noi abbiamo acqua, ma senza luce, senza niente, veramente niente. Ci manca la luce elettrica, ma soprattutto in buona parte del territorio, ma nel mio soprattutto, manca anche addirittura l'acqua. Il vento, hanno detto che soffiava a 120 all'ora, per me soffiava a 220. Se non mi attacco alla ringhiera, volavo anch'io. Il giovedì sera già c'erano le previsioni meteo che ci davano grosse preoccupazioni per la domenica e il lunedì, soprattutto il lunedì pomeriggio sera. Abbiamo la condizione di una tempesta perfetta. Le raffiche di vento sono fortissime, come si può vedere anche dallo spostamento dell'acqua. Sta volando di tutto, qui siamo in piazza del Duomo. Il vento forte sta abbattendo moltissime piante in montagna. Non sapevi se erano ancora vivi, se Rocca Pietole c'era ancora, se il municipio era stato portato via. È una cosa un po' critica per tutti, dai, diciamo. L'importante è stare tutti uniti e piano piano ce lo faremo. Le 21:15 di sabato, appuntamento da non perdere. Adesso torniamo alla cronaca per parlare di allarme e truffe online, soprattutto nell'area castellana. Alla compagnia dei Carabinieri di Castelfranco Veneto in questi ultimi giorni sono giunte alcune segnalazioni da parte di cittadini che nell'intento di vendere dei beni sono rimasti vittime di truffatori che si erano finti interessati all'acquisto. La truffa da tempo circola sul web e prende di mira i venditori online. In sostanza i truffatori su vari portali notano della merce in vendita, quindi contattano il venditore. Si dicono interessati all'acquisto e a testimonianza della serietà dell'operazione pronti a pagare un acconto di lì a poco. Ma alla fine, grazie al metodo escogitato dai truffatori, sono i venditori a pagare invece di incassare. La fase esecutiva della truffa prevede che il truffatore chieda alla vittima di recarsi presso uno sportello bancomat o postamat, ad effettuare delle procedure dove la vittima è convinta di ricevere l'accredito e invece digitando poi quello che il truffatore spaccia per un codice clienti o ad un codice legato al prodotto, in realtà induce la vittima ad effettuare più accrediti su dei riferimenti bancari o postali del truffatore stesso. Si è registrato un caso in cui la vittima ha avuto un danno di circa 4.000 euro. Si tratta di un privato cittadino del luogo che ha messo in vendita su una piattaforma internet dei mobili antichi, è stato contattato da questi indagati, i quali lo hanno indotto per 2 giorni di seguito ad effettuare varie ricariche attraverso il postamat per un importo totale addirittura di 4.000 euro. Quando poi la vittima si è accorta di questo stratagemma, ormai era troppo tardi e la somma era stata accreditata. In questo caso la stazione dei Carabinieri di Riese Pio X è riuscita a trovare i truffatori, denunciando in stato di libertà per truffa un 50enne della provincia di Brescia e una donna di 51 anni della provincia di Venezia, entrambi pregiudicati. Desideriamo che le persone si sentano rese edotte di questa tipologia e nel caso in cui abbiano dubbi su come procedere rivolgersi ai nostri comandi e saranno date tutte le indicazioni del caso. A Treviso invece un ventenne arrestato per una razzia di farmaci e medicinali in ospedale. C'era anche il famigerato Rivotril, un farmaco che però viene utilizzato purtroppo sempre più spesso come cosiddetta eroina dei poveri. Nello zaino i poliziotti gli hanno trovato decine di confezioni di farmaci generici, siringhe, alcuni timbri del centro trasfusionale di Treviso e soprattutto diverse confezioni di Rivotril ed altre sostanze a base di oppiacei. Tutto era stato rubato nei giorni scorsi all'ospedale di Treviso. A destare preoccupazione soprattutto la presenza del Rivotril, un farmaco antiepilettico reperibile facilmente in farmacia con ricetta medica che, se assunto in dosi massicce ed associato ad alcol, procurerebbe effetti
effetti simili a quelli dell'eroina. Se ne parla da tempo, ma negli ultimi mesi anche a Treviso, dopo diversi sequestri, è scattato l'allarme per quella che ormai viene definita l'eroina dei poveri per lo sballo low cost. L'ultimo caso risale alla settimana scorsa con i furti al Cafoncello. Ora, dopo le indagini della polizia, gli agenti delle volanti sono riusciti ad identificare il presunto autore mentre si aggirava nei negozi del centro. Si tratta di un ventenne nato a Treviso con precedenti per reati contro il patrimonio, oltre alla misura del foglio di via obbligatorio dal comune di Treviso emesso dal questore. Il giovane è stato denunciato per ricettazione e violazione del foglio di via. Si trova in carcere in Georgia, negli Stati Uniti, ed era in vacanza negli Stati Uniti. L'apprensione a Saint-Fiot per un 68enne. Partito a inizio ottobre per un viaggio negli Stati Uniti e svanito nel nulla. I parenti temevano avesse avuto un incidente o fosse stato vittima di chissà qualche altro episodio preoccupante, tanto da denunciarne la scomparsa ai carabinieri. Invece Marino Marcon, 68enne pensionato di Saint-Fiot, è in carcere a Fulton in Georgia. Cosa sia accaduto ancora non si sa con precisione. Pare che l'uomo, molto noto in paese, da tutti conosciuto come persona per bene e tranquilla, sia accusato di disturbo alla quiete pubblica, percosse e danneggiamento a proprietà privata. Incredulità e preoccupazione tra i parenti che non riescono a capire cosa possa essere successo al loro caro partito per una vacanza. Tranquilla, bravo, che non so, un bravo giovane, tranquillo, tan tranquillo, sempre contento. Madonna, l'Endavia non ha più visto ritornare. Del caso sono stati interessati la Farnesina ed il Consolato Italiano di Atlanta. A Volpago del Montello adesso per la storia e la vicenda di un pastore, un giovane pastore che ha subito gravi perdite del suo gregge per gli attacchi non del lupo ma addirittura dell'orso M49. Le pecore si trovavano ovviamente in Trentino. Sentite la sua storia. Sono gli animali che ho allevato fin da piccolo e non è stato per niente facile. E tuttora non mi risulta facile. Sono passati 2 mesi ma Khaled è ancora molto provato per quello che è accaduto al suo gregge. Aveva portato a Casteltesino nel periodo estivo un torello e 240 pecore. Da Volpago del Montello alle montagne del Trentino Alto Adige, l'unica opportunità di pascolo che il 23enne, pastore fin da piccolo, era riuscito a vincere grazie ad un bando. Mai si sarebbe aspettato però ben 5 attacchi d'orso e non un orso comune, ma il super ricercato M49. L'orso ha ucciso il toro e predato 5 volte le sue pecore. Ho perso circa 100 animali e anche gli animali che sono rimasti ne hanno risentito molto, perché ci sono stati parecchi aborti, pecore che tuttora sono turbate e non mangiano. Di quelle che ho perso ne stanno ancora girando per la montagna, ce ne sono di disperse che sicuramente ora moriranno con le prime nevicate. Non c'è la possibilità di recuperarle perché sono su posti veramente inaccessibili. Dopo il primo attacco la forestale ha monitorato l'animale per verificare una possibile cattura, ma M49 ha continuato lo stesso le sue predazioni. Khaled non odia l'orso, ma chiede gli sia fatto un risarcimento equo. La parte che viene risarcita è minima, cioè vengono risarciti i 12 animali ritrovati morti e a pari numero i dispersi, quindi in totale 24 animali. Vorrei che queste situazioni fossero affrontate in maniera diversa, vorrei che gli allevatori non fossero abbandonati come in questo caso e che il danno venisse risarcito realmente al completo, non solo parzialmente. Pochi istanti di pubblicità, poi torneremo subito. Rieccoci in studio in diretta, ripartiamo dalla sanità, da un importante taglio del nastro, quello del nuovo polo angiografico, l'ospedale di Conegliano. Con queste 2 sale andremo a ridurre, credo, dell'80% oggi le nostre liste che sono ancora un po' lunghe e di questo continuo a ribadire, mi scuso. L'obiettivo è ambizioso, ma le strumentazioni all'avanguardia del nuovo polo angiografico e del nuovo servizio vascolare fanno ben sperare. La nuova area si sviluppa su 400 metri quadrati al secondo piano del Santa Maria dei Battuti. Al suo interno sono stati collocati tra l'altro il cardioangiografo e l'angiografo vascolare, apparecchiature di ultima generazione che permetteranno di minimizzare l'esposizione alla radiazione per i pazienti. Grazie a queste tecnologie possiamo essere molto precisi, cioè andare a danneggiare solo le cellule tumorali
e non danneggiare invece, faccio un esempio, all'interno del fegato le cellule sane, in modo da fare una chemioembolizzazione di tumori. Un approccio quindi sempre più personalizzato e di qualità, ma le nuove apparecchiature consentiranno anche di aumentare i casi trattati su tutto il Trevigiano, siano interventi di urgenza o programmati di emodinamica diagnostica e interventistica. Possiamo in questa sala fare praticamente di tutto, non solo l'emodinamica ma anche eventualmente l'elettrofisiologia interventistica avanzata, con una sicurezza e una qualità che finora facevamo fatica a raggiungere. Ora la svolta è l'obiettivo dichiarato di abbattere le liste d'attesa, soprattutto per gli interventi di chirurgia vascolare. Con Eliano capita il momento giusto di poter sfruttare, con questi posti letto che vengono garantiti dalla Regione, di poter smaltire queste liste d'attesa che purtroppo sono molto pesanti. L'area dell'aeroporto militare di Strana diventerà il prossimo 10 novembre tratto di una gara di duathlon tra disabili e normodotate. A organizzarla Bernardo Bernardini, lo ricorderete, l'avevamo già conosciuto nei nostri servizi, il giovane che a seguito di un incidente di volo a 19 anni si è lesionato gravemente 3 vertebre della schiena ed oggi utilizza dei tutori agli arti inferiori per camminare ed è tornato però a correre. È un atleta, vero e proprio atleta che fa gare di triathlon anche con i normodotati. L'evento eccezionale, quindi quello del 10 novembre, per il quale le iscrizioni sia per gareggiare che per assistere si chiudono domani, quindi per ogni informazione contattare anche via social lo stesso Bernardo Bernardini. Tra i partecipanti anche l'atleta paralimpica e deputato Giusy Versace, che Bernardini ha invitato personalmente andando a Roma in bicicletta. E adesso le notizie dal Bellunese. A partire dagli attimi di paura vissuti stamane a bordo del pullman che stava trasportando i pendolari alla Luxottica di Agordo, attorno alle 5:30 un cervo ha centrato in pieno il pullman della Dolomiti Bus che era partito da Feltre. Il vetro del mezzo è andato in frantumi, come vediamo, costringendo la compagnia a effettuare il trasbordo dei passeggeri a un altro pullman. Nessuno fortunatamente si è fatto male e l'animale stesso, nonostante l'urto, non è rimasto ferito ed è riuscito a fuggire a lato della sede stradale scomparendo nella boscaglia. Il bus ovviamente è rimasto fuori uso, come abbiamo detto. Non è la prima volta di un cervo contro un mezzo in transito. In questo periodo il fenomeno crea qualche apprensione dall'imbrunire al mattino, quando branchi di cervi si vedono stazionare a bordo strada per burcare l'erba proprio sulla regionale 203 a Gordina, e l'attenzione degli automobilisti è messa a dura prova. E adesso torniamo a parlare di Vaia, oggi sul fronte bellunese il punto della situazione in provincia di Belluno con il presidente Roberto Padrina. Non è il momento, penso, di metterci delle medaglie al collo, perché penso che tutti abbiamo cercato in quelle giornate così difficili e terribili di fare la nostra parte. Un anno dopo Vaia non è sfuggito ai più attenti una vis svelatamente polemica fra i vari livelli istituzionali, chiamati ciascuno per le proprie competenze a fare la propria parte. È stato un passaggio dell'intervento dell'assessore regionale Bottacin martedì a Roccapietore a lasciare un po' d'amaro in bocca. Io sono passato al CCS di Belluno. Salto questa parte, mi sono fermato poco, c'era qualcosa che non mi tornava. Noi al CCS abbiamo cercato veramente di fare il massimo delle nostre possibilità, guidati dal prefetto prima, poi dall'unità di crisi della Regione Veneto e poi anche dal Dipartimento Nazionale di Protezione Civile che ci è venuto a aiutare. Penso che sia stata una grande forza di unità. Un'occasione, dice Padrin, per guardare con fiducia al futuro, sapendo come intervenire in situazioni emergenziali. Quanto ai cantieri, 30 gli interventi della provincia per opere di consolidamento delle frane, altrettanti quelli pronti a partire. Oggi è tempo di ringraziamenti a chi si è dato anima e corpo nelle primissime ore dell'emergenza e alla grande macchina di protezione civile regionale e nazionale. Vaia, precisa Padrin, ha messo a nudo le problematiche infrastrutturali di questo territorio e l'auspicio è che le opere di ripristino vengano eseguite bene. Un ruolo importante nel post-Vaia l'ha avuto anche il fondo welfare istituito in provincia, che ha erogato contributi a chi si è trovato in stato di estrema necessità. Non soltanto per l'aiuto concreto dato alle persone economico, quindi ricordiamo oltre 500.000 euro dato anche a situazioni particolari che non potevano accedere ad altri contributi, ma soprattutto per la partecipazione e per l'ascolto, io credo, che ha dimostrato nei confronti dei sindaci, delle persone. Il fondo welfare ha stipulato un accordo con il Fondo Sani in Veneto che consentirà di fornire gratuitamente un servizio psicologico a chi non ha superato il trauma causato da Vaia. Un altro fronte aperto è quello dell'Istituto Pio XII di Misurina. Si lavora per non chiudere l'esperienza pluridecennale di cura dei bambini asmatici
Regione e Opera Diocesana al lavoro per allargare la platea dei fruitori delle cure esclusive in alta quota. Resta ancora caldo il tema del futuro dell'Istituto Pio XII di Misurina, perché se da un lato Regione, Opera e Diocesana si stanno muovendo per trovare la quadra, dall'altra pende ancora la spada di Damocle, poiché non si può ancora dire che il CDA ha ufficialmente deciso di non chiudere e perciò timori e voci si rincorrono. Io ho parlato anche con la dottoressa Cardinali, che è il direttore. A me non risulta questo. Il Veneto ha confermato per parte sua il contributo di 1.230.000 euro, ha modificato e semplificato le regole di accesso alle cure offerte dall'istituto, l'unico del genere in Italia in grado di curare i problemi respiratori dei bambini affetti da asma grave. Ai microfoni di Radio Clay 103 il direttore generale dell'Opera Diocesana ha detto che c'è positività e che il mese di ottobre è stato utile al confronto. La prossima tappa è fissata per il 18 novembre a Verona, assieme ad oltre 500 tra pediatri, direttori e persone coinvolte e interessate. Noi mandiamo più di 1000 bambini all'anno, il problema non siamo noi, il problema sono tutti gli altri. Se è vero che è un centro di riferimento europeo, mi chiedo come mai dalle altre regioni italiane non si vedono bimbi. E questo è il vero tema, e la si finisca di dire che è colpa della Regione del Veneto. Nelle scorse settimane intanto il primario dell'istituto, il dottor Ermanno Baldo, ha rassegnato le sue dimissioni. Non c'erano più le condizioni per lavorare con serenità, ha detto lo stimato professionista, che ha deciso, non senza dispiacere, di lasciare Misurina. È tutto per questa edizione del nostro telegiornale, vi lascio alle previsioni del tempo, grazie per averci seguito, arrivederci. Tonus Laboratorio del Piede, centro altamente specializzato nella costruzione di plantari su misura, dedica nuove tecnologie di rilevazione dei carichi posturali per dare voce alla filosofia di benessere che lo caratterizza. Bentrovati al meteo. Ultimo giorno del mese con un tempo sostanzialmente stabile, peggiorerà poi nel weekend, ma la giornata di giovedì sarà tutto sommato buona. Vediamo la situazione nel dettaglio. Sul Veneto il cielo risulterà molto nuvoloso e grigio, non si esclude anche qualche piovasco sul Rodigino al mattino, altrove sarà asciutto e sarà possibile anche nel pomeriggio qualche schiarita soleggiata. Temperature minime tra 4 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 12 e 14 gradi circa. Più sole sul Friuli Venezia Giulia, il cielo si presenterà al massimo con qualche innocuo annuvolamento ma senza ulteriori conseguenze. Temperature minime tra 5 e 10 gradi, valori massimi compresi invece tra 13 e 14 gradi. E ci spostiamo infine sul Trentino Alto Adige, dove sarà una giornata, come vediamo, piuttosto grigia, il cielo risulterà coperto. Temperature minime sui 10 gradi, massime tra 14 e 15 gradi circa. Dal meteo per ora è tutto, buon proseguimento in compagnia di Antenna 3. Arrivederci. Tonus è il miglior negozio di calzature e moda comoda. Qui troverete il più vasto assortimento di calzature Fratelli Tomasi, eleganza e comodità, perché camminare è vivere.